Questa presentazione è avvenuta un po' in ritardo a causa appunto della pandemia. Comunque era doverosa perché tanti amici mi hanno richiesto ma quei libri dove sono, eccetera, eccetera. Spero che riusciranno ad essere graditi ai lettori e agli amici. Il titolo del primo libro è Il paese delle vedove bianche, del secondo La mia bella nave. Il filo conduttore comune sono due, diciamo così. Il primo, la conoscenza delle varie regioni d'Italia e constatare la malavita e la vita sociale delle singole regioni. Il primo tratta della Sicilia, il secondo tratta della Campania e il terzo tratterà del milanese e di Roma. E il ritorno poi di questa figura del maresciallo Augusto Caruso, che è quello che lega tutte le vicende, è come un reporter, diciamo così, che gira l'Italia per servizio e quindi viene a conoscenza di tutte queste cose. Intanto rappresenta il risveglio culturale che deve e c'è in questo comune che già ha una tradizione culturale piuttosto ampia. Il professore Curreri è uno della vecchia generazione, però è un nuovo perché sempre si ripropone ai giovani specialmente per poter dare uno stimolo in più alla cultura e al sapere. I due volumi, ecco, sono uno complementare dell'altro e nello stesso tempo io credo, dopo le letture che ho fatto, le letture ampie e attente che ho fatto, ritengo che si possono riportare e in teatro con un'edizione adeguata e avranno sicuramente un seguito con altri volumi o con altre pubblicazioni, quindi perché i romanzi rappresentano storie nostre che ci appartengono e che sono nuove e antiche ad un tempo, cioè riprendono la tradizione e la realtà del mondo, tra l'altro la questione femminile che viene sempre la questione dell'emigrazione, delle famiglie dimezzate. Ecco, questo sarò a indicare per queste famiglie dimezzate il significato delle vedove bianche, il significato anche dell'abbandono che lo Stato italiano in genere ha interpretato nei confronti e messo in atto nei confronti di queste persone, di queste famiglie separate, perché nessuno si è curato di dare un aiuto anche economico oltre che psicologico alle mogli che restavano sole qua, quando in verità non era possibile portare le donne al seguito nell'emigrazione locale specialmente. Ora fortunatamente è cambiato tanto, però non possiamo dimenticare la nostra storia e la nostra tradizione. Ci sono state diverse iniziative culturali, questa è la quarta, ci sono state anche diverse iniziative come il Presepe Vivente ed altre. Cerchiamo di fare il più possibile per una comunità. La soddisfazione è quella quando gente lavora per un territorio, bolla di conoscenze, sono arrivati diversi pullman, questo dobbiamo essere grati, e in cui al di fuori di venire a vedere il Presepe Vivente sono andato a Villa Paradiso a vedere i cortili restaurati, cioè questo ci onora tutta la comunità. Dobbiamo cercare di valorizzare un territorio, stiamo lavorando a 360 gradi, Nino che dovrebbe essere l'anello trainante di Cattolica e stiamo cercando di fare il più possibile. L'unico obiettivo che ci rimane fortemente è andare a realizzare un museo a Cattolica del Rea collegandolo